Ci troviamo a Castelnuovo del Friuli, in particolare al Centro Culturale di Villa Sulis, che ospita la raccolta archeologica della ceramica di Castelnuovo. I pezzi che vedete qui esposti sono parte di un deposito di oltre 5.000 frammenti ceramici che sono stati rinvenuti durante gli scavi archeologici fatti dalla Soprintendenza nel 1982. Si tratta di una collezione di reperti databili tra la metà e la fine del XVI secolo, che sono tutti oggetti difettati, ossia scarti di produzione, oggetti mai finiti e mai entrati nell'uso quotidiano. Le decorazioni della ceramica castellana sono prevalentemente geometriche, floreali oppure zoomorfe. Ci sono anche però dei ritratti femminili con il gusto tipico dell'epoca cinquecentesca, in particolare del Friuli e del Veneto orientale. 14 pittori con la penna La tradizione ceramica a Castelnuovo si è sviluppata grazie al fatto che esistevano delle piccole cave di argilla con cui era possibile continuare la produzione. Le stesse piccole cave di argilla vengono oggi utilizzate dall'Associazione Scuola per la Ceramica di Villa Sulis, che si è impegnata a far rivivere la tradizione ceramica castellana dandole nuova vita. 14 pittori a pitturallo fanno la gara a chi lo fa più bello. Abbiamo deciso di concludere il progetto Il filo delle Agane qui a Castelnuovo e a Villa Sulis in particolare, proprio perché è un luogo in cui la tradizione antica, addirittura che risale fino al Cinquecento, si coniuga con le nuove esperienze e la volontà di portare avanti delle tradizioni che erano importanti per il territorio. Si sape, si spanta, zili, c'è caso i sospir d'amor e a Simur si va a socchiare e andiamo si indolore e a Simur si va a socchiare e andiamo si indolore lo pecure passion penosi sotto il curti innamora e appaino dove lui è a morire di sperare e appaino dove lui è a morire di sperare. Amore, amore, pazienza, questo mondo ben disfa. Mai dure la sentenza, non sape dura si va. Mai dure la sentenza, non sape dura si va. Mai dure la sentenza, non sape dura si va. Beh, dopo queste voci è difficile prendere la parola, perché comunque veramente toccano. A me piace sempre ascoltarli. Questo coro secondo me è spettacolare perché ti arriva al cuore, proprio è una cosa che piace dentro, ecco, che ti coinvolge, per cui è sempre bellissimo ascoltarvi. Grazie veramente di cuore. Io questa sera devo raccontarvi un po' di storie e un po' di cose.
Un po' di storie perché già da tempo che con Maurizio stiamo lavorando un po' su tutte le Dolomiti friulane, ma siamo arrivati fino a Resia, abbiamo fatto anche una puntata fuori strada, siamo andati anche a Sauris, ma in tutto questo tempo abbiamo operato cercando di raccogliere quello che ancora rimane della tradizione orale della nostra gente, quello che ancora raccontano i nostri nonni, quello che ancora si racconta nelle case, che un tempo si raccontava nelle stalle. Perché la nostra gente aveva questo di bellissimo. Una volta, quando non c'era ancora la televisione, avevano questo televisore nella stalla che permetteva a tutti di stare insieme. E questa era, secondo me, una trovata veramente stupenda, perché quello era l'unico posto caldo della casa, perché come ci hanno raccontato anche a Budoia, ci hanno detto che la casa praticamente non si scaldava mai se non quando c'erano i bacchi da seta. Mentre la stalla, ovviamente per il fiato degli animali, era sempre tiepida, era sempre calda. E quindi le persone stavano nella stalla quasi tutto il giorno e molto spesso anche alla sera, perché poi ci si trovava nella stalla, si stava insieme. Alcune persone per sferruzzare, lavorare, fare piccoli lavori di artigianato, come fare dei cesti o altro, altri magari per sgranare le pannocchie. E comunque era un modo per socializzare, per solidarizzare, cosa che invece in questo momento purtroppo noi stiamo perdendo. E questo è un grandissimo peccato, perché noi ci stiamo richiudendo sempre di più nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri nuclei che sono sempre più ristretti, mentre una volta ci si trovava anche 2, 3, 4 famiglie nelle stalle. È vero che c'era di tutto, per l'amor di Dio, nessuno dice che non ci fossero litigi, che non ci fossero le male lingue, che non ci fosse un po' di tutto, ma questo comunque c'è nella vita di ogni giorno. Solo che comunque c'era anche molto mutuo aiuto, per cui quando serviva una mano erano sempre delle altre persone che ti aiutavano. Adesso è il tempo della mietitura, che si fa con la mietitrebbia e si lavora con i carri e con i trattori. Un tempo, quando tutto questo si faceva a mano, molto spesso si andava prima nel terreno di uno, poi nel terreno dell'altro, poi dell'altro, e tutti insieme si collaborava per lavorare tutti insieme. E queste purtroppo sono cose che abbiamo perduto, abbiamo guadagnato sicuramente in tanti altri aspetti, fattori, per cui viviamo in modo molto più agiato. Però da quello che abbiamo visto anche ascoltando i nostri vecchi, ascoltando queste testimonianze, abbiamo perso un patrimonio incredibile di cose narrate, di cose raccontate, di cose vissute. E soprattutto abbiamo perso una cosa fondamentale, che è la visione ciclica della vita, l'accettazione che comunque è sempre un cerchio quello che ci aspetta. E anche lo stesso anno alla fine non è altro che un cerchio e la vita non è altro che un insieme di cerchi. E quindi quando uno vive insieme agli altri e condivide un po' tutto questo, in un certo senso sa anche quello che lo aspetta, perché poi le stagioni sono comunque sempre una di seguito all'altra e vengono sempre ormai conosciute e note, e quindi uno un po' il suo futuro un minimo se lo prepara. Ma poi soprattutto uno riesce a capire dai simboli e da quello che vive e che sente, riesce a capire quanto il mondo gli voglia rappresentare delle cose e dire delle cose. Ad esempio, poco fa c'erano qui i rondoni. Noi nelle case avevamo sempre i nidi delle rondini, nelle stalle, d'era plain, ce n'erano anche molto spesso più di uno. E le rondini sono degli animali stupendi, sono degli esseri che da sempre alla nostra gente hanno raccontato messaggi di ottimismo e di senso della vita, perché venivano aspettate in primavera, perché con il loro arrivo annunciavano la bella stagione. Noi oggi ce ne freghiamo, perché tanto che non ci sono le rondini, viviamo nei nostri appartamenti, nelle nostre case, e quindi non seguiamo più questi ritmi. Ma la nostra gente ci badava, e ci badava anche molto. Sapeva ad esempio che le rondini usano una pianta del solstizio d'estate che è la celidonia, la celidonia che già dal nome dono del cielo, già di per sé dà il senso della bontà e della bellezza di questa pianta.
ma si dice che le rondini usino le gocce della celidonia perché le portano ai loro piccoli quando stanno aprendo gli occhi e le mettono sugli occhi dei rondinini perché comincino ad avere una bella vista. E infatti la celidonia anche per gli esseri umani sembra che aiuti quando uno ha dei disturbi e dei problemi di vista. Però che questo lo sappiano anche le rondini è una cosa molto carina. La nostra gente viveva di questi messaggi, viveva di queste cose. Adesso è appena passato il tempo, la tempora d'estate, diciamo che l'anno era suddiviso in 4 grandi tempora, 4 grandi momenti che più o meno sono quelli delle stagioni. Questa, che era la tempora d'estate, viene una settimana dopo la Pentecoste, quindi è stata la settimana scorsa. E nelle settimane delle tempora erano preferiti alcuni giorni, cioè il mercoledì, il venerdì e il sabato, venivano scelti dai benandanti per uscire dal loro corpo, per andare a raggiungere quello che era chiamato il prato di Giosafat e lì scontrarsi con streghe e stregoni per tutta la notte. E a questo punto, quando vincevano streghe e stregoni, seguiva poi un periodo di carestia, magari di siccità, come stiamo vivendo noi, o di problemi anche di convivenza, per cui la gente litiga, la gente si ammazza, la gente comunque non riesce a convivere con gli altri. Se invece vincevano i benandanti, ecco che seguiva un periodo di prosperità, di benessere e comunque tutti si volevano un po' più bene rispetto al solito. Queste sono cose che vengono raccontate da 5.000 testimonianze raccolte dal Tribunale dell'Inquisizione fra il 500 e il 600 e che sono molte sono conservate nell'archivio arcivescovile di Udine. Questo per capire un po' quanto il nostro mondo fosse complesso, fosse molto bello e fosse anche molto, molto magico. Oi fur, oi fur, oi fur, oi fur, oi fur. Son volessi a far l'amor, i fantastici stelle. Alla viva insedio, se passi lungo l'api, quando vanno a far l'amor, sorelle al fas le volte, e la luna fa splendore. Oi fur fantaste vile, sulla piazza con se ha. Tu sei l'amore, bella mia. Te volevo bene e te voglio
e a un marinaio non gliela do, e a un marinaio non gliela do. E se tu non mi darai la tua figlia, Veronino te la ruberò e in alto mare la porterò. Ma quando viene la mezzanotte e la tempesta si scatenò, allora la bella in braccio andò, allora bella in braccio andò. Prendo spunto da una storiella che vi racconterò adesso, che abbiamo raccolto a Resia, che non avevo mai sentito, per parlare di un animale che tutti noi conosciamo ma che solitamente non consideriamo granché. Se pensiamo però che ben 6.000 anni fa le prime gilan, le prime galline, cominciarono ad entrare nelle case o comunque diciamo nelle vicinanze delle case della nostra gente, cominciarono prima verso oriente, intorno al lago, al Mar Caspio, poi si avvicinarono e arrivarono alle montagne, poi con i Celti e con altri popoli arrivarono fino anche qui da noi. E queste galline erano molto molto particolari per la gente di allora. E poi sono rimaste sempre in qualche modo un po' magiche, un po' strane. Prima di tutto perché, non solo loro ovviamente, ma tutti gli uccelli hanno colpito la nostra gente, perché i nostri nonni, i nostri avi, che osservavano molto molto la natura e gli animali, hanno scoperto che gli uccelli sanno contare di sicuro. Tant'è vero che una gallina non comincia a covare prima di avere almeno 10 uova da covare. E poi una gallina sa contare, almeno quella, poi ci sono altri animali che sanno contare in modo diverso, ad esempio l'oca sa contare fino a 31, ma la gallina sa contare fino a 27, perché sono 27 i giorni di cova che una gallina applica ed è molto molto attenta a fare questo. E pensate che siccome le galline hanno la temperatura simile alla nostra, quindi 36 gradi e mezzo, per poter covare le sue uova, questo vale per tutti i pennuti, deve raggiungere la temperatura di 37 gradi e 7. E come fa una gallina ad aumentare di 1 grado la sua temperatura e mantenerla tale per 27 giorni di seguito senza interruzione? Questo i nostri vecchi se lo sono chiesto. E la risposta era che si facevano venire la febbre. Ancora adesso le galline, ma anche i merli, le oche, tutti i pennuti, si fanno venire la febbre che dura esattamente i giorni della cova, né un giorno di più né un giorno di meno. E questo già sapeva di magia. Quello che poi i nostri vecchi hanno osservato è che le galline girano tutte le uova, quindi ne hanno 10, le girano tutte almeno ogni 2 ore, all'inizio anche di più. Ogni 2 ore le girano tutte, le girano, le rigirano,
e questo vale per tutti i 27 giorni della cova. Se non facessero così, i piccolini dentro si attaccherebbero al guscio o alla pellicina dell'uovo e quindi non riuscirebbero a nascere. Qualcuno dice che facendo così l'uccellino che è dentro e piano piano si sta formando riesce a sentire anche quali sono i campi dell'energia della Terra e riesce a capire anche quale sia il nord, il sud, il sotto e il sopra, e in questo modo riesce piano piano a mettere la testina vicino a quello spazio vuoto che sicuramente avete visto tutti, che nell'uovo c'è quella camera d'aria, come viene definita, e da lì poi è la prima aria che prende quando apre il guscio e poi riesce ad uscire dal suo uovo. E quindi per i nostri avi tutto questo era pura magia, ma sinceramente lo può essere anche per noi, perché possiamo inventarci tutte le leggi che volete, ma alla fine che un animale riesca a fare tutto questo è qualcosa di veramente molto molto interessante, o comunque diciamo che ci fa capire molte cose e soprattutto ci fa comprendere quanto il mondo sia complesso e interessante, mentre noi molto spesso viaggiamo con gli occhi chiusi e non siamo attenti a tutto quello che ci circonda. Gli antichi greci pensavano che siccome il gallo è sempre stato un animale molto considerato, per il suo coraggio si dice che il gallo sia talmente coraggioso da riuscire a guardare negli occhi un leone e a farlo retrocedere e farlo scappare davanti a sé. Ebbene, il gallo è talmente potente, talmente magico, che quando la dea Latona stava partorendo Diana e Apollo, cioè il dio della luna e il dio del sole, il gallo era lì che assisteva e che guardava, e quando uscirono i due gemelli, la luna, per ringraziarlo di essere stato testimone di tutto questo, gli fece un grande dono, e noi lo vediamo ancora oggi se osserviamo bene un gallo, perché vediamo che ha la coda ricurva come la falce della luna. Il sole invece, Apollo, gli fece un altro grande dono e gli disse: tu sarai il mio araldo, tu mi annuncerai sempre il mio arrivo. E quindi quando io starò per sorgere, quando starò per nascere, tu ti metterai a cantare e annuncerai al mondo il mio arrivo. Una cosa molto carina in quel di Resia, e ce la raccontò la signora Ielitsa, ci disse che i primi galli non cantavano, ma suonavano un fischietto. Ogni volta che il sole stava per sorgere, il gallo cominciava a suonare il suo fischietto e tutti, ascoltando il suono, cominciavano ad uscire di casa a fare i loro lavori e le galline a uscire dal pollaio. Un giorno, vedendo che c'era un bel mucchio di legnetti, di foglie o comunque di scarti, il gallo disse: boh, se vado lì sopra mi sentiranno ancora meglio. Allora salì su questo mucchio e da lì prese il fischietto per cominciare a fischiare, per annunciare il giorno, ma gli cadde, il fischietto cadde in questo mucchio e lui non riuscì più a trovarlo in mezzo a tutte quelle foglie. Allora cominciò a cercarlo, quindi con le zampe, a scavare, a darsi da fare, ma non riusciva proprio a trovarlo. A un certo punto, vedendo che comunque il sole ormai stava per sorgere, cominciò a cantare. Fece il primo chicchirichì un po' stentato, poi ne fece 2 o 3 sempre più belli e più forti, e a questo punto le galline uscirono subito dal pollaio a cercare di capire cosa stesse succedendo, perché non c'era più il fischietto. La prima cosa che il gallo disse alle galline: aiutatemi a cercare il mio fischietto perché mi è caduto per terra. E allora da quel giorno le galline, quando escono dal pollaio, la prima cosa che fanno è proprio quella di andare a cercare sempre per terra. Il gallo poi ha smesso di cercare il suo fischietto, ha deciso che era più bello cominciare a cantare all'arrivo del sole alla mattina, e quindi da lì ha cominciato a fare i suoi canti e quello che tutti noi conosciamo, restando anche lui un animale di grande magia come sua moglie. C'è una storia legata alle galline, ma in modo, diciamo, un po' più traverso, ed è una storia che si racconta più nella bassa che non da queste parti.
ed era la storia allora in paradiso ci sono anche momenti di tranquillità in cui le anime comunque chiacchierano, parlano col Signore, San Pietro, sono lì che insomma passano le giornate. Ci sono anche dei momenti in cui hanno poco da fare. Allora un giorno c'era questa discussione fra il Signore, in questo caso non è mai Dio il Padre, è sempre Gesù Cristo. La nostra gente chiamava il Signore sempre Lui, l'altro non era nominato, era troppo alto. Allora il Signore e Pietro cominciarono a discutere, cioè Pietro cominciò a discutere col Signore dicendo che chi comanda in casa è sempre l'uomo. Chi porta i pantaloni è l'uomo, chi comanda di solito è l'uomo, chi fa le grandi scoperte è sempre un uomo, chi comanda nelle guerre e nelle battaglie è sempre un uomo e chi si dà più da fare è sicuramente sempre un uomo. Il Signore lo guarda e dice: guarda Pietro, non hai capito proprio niente della vita. Chi comanda veramente nella società e nella vita di ogni giorno sono le donne, perché sono quelle che sanno stare un passo indietro, che non hanno bisogno di apparire, che molto spesso sono quelle che fanno sì che gli uomini facciano le cose, perché se non ci fossero loro non le farebbero, e comincia a spiegargli un po' le cose come stanno. Pietro però non voleva cambiare idea e dopo un po' il Signore si è stufato e ha detto: buon Pieri, allora facciamo una scommessa, gli dice. Adesso io so che a te piace andare giù in Friuli, perché quando tu vai giù ti vai sempre a cercare il salame, il buon vino, le cose. Va bene, allora ti faccio questa proposta. Adesso io ti do un carro con delle galline e dei cavalli. Se tu riuscirai a trovare uomini che comandano nelle fattorie e nelle case, darai loro un cavallo. Se invece chi comanda è una donna, tu darai loro una gallina. Allora fece portare un carro e su questo carro ci saranno state 2000 gabbie di galline e c'erano solo 3 cavalli portati a mano. Pietro: ma mi vuoi far vincere proprio? Gli dice. Ma se proprio vuoi io lo faccio, ma dai, ma così è troppo facile. Fidati Pietro, vai e vediamo un po' quando hai finito cosa succede. Allora, Pietro tutto contento attacca 2 cavalli dietro al carro, uno davanti per portare il carro, e va giù con queste galline e questi cavalli e via che va. Arriva giù in Friuli, nella nostra campagna, e comincia a girare nelle fattorie, chiede di qua, chiede di là, e via una gabbietta, via l'altra, via la gabbietta, via un'altra gabbietta, via le gabbiette, via le galline. A un certo punto si accorse che di galline ne era rimasta una decina e i cavalli erano sempre 3. Orpo, la dite. Per fortuna a un certo punto riuscì a trovare una fattoria in cui c'era un uomo che comandava e che organizzava tutto e che faceva, riuscì a dare il primo cavallo. Gli restarono 2 cavalli e una decina di galline. Si fece un po' più titubante e cominciò a girare un po' più lontano dalle case, cercava un po' di capire se sentiva delle voci, se c'era qualcuno che lanciava un po' di più, qualcuno che sembrava comandare prima di entrare. Provò questa tattica, ma 9 galline gli andarono via tutte bruciate così. Gli rimase una sola gabbietta con una gallina e 2 cavalli. A questo punto non voleva più avvicinarsi a nessuno, non sapeva più cosa fare. Stava lì camminando sulla strada quando sentì da lontano un vocione di uomo che diceva Tony, fa schifo, Tony, va là, via. Metteva tutto in ordine, organizzava tutto, faceva. Finalmente, manco una cavalca, va, e via che riesco a piazzare un altro cavallo. Si è fermato, aspetta però, si fermò ad ascoltare un quarto d'ora abbondante, era lì che ascoltava, e sempre quest'uomo che organizzava, faceva, brigava, anche molto gentile, ma delle volte anche alzando la voce. Quindi lui tutto contento arriva lì con i cavalli, arriva lì con la gabbietta sul carro, e a un certo punto va dal Signore e fa senti buon uomo, io vorrei farti un regalo, scegli uno di questi 2 cavalli. Lui li guarda e fa: Maria, Ninfur, quale cavallo vuoi? Quello rosso o quello nero? A questo punto Pietro lasciò lì cavalli e gallina, se ne tornò su in paradiso, e però si dice che tutte le prenotazioni che aveva fatto, perché aveva fatto prenotazioni di Chersons, di varie trattorie, di vari posti in cui aveva chiesto da mangiare, sono state tutte disdette,
e nessuno mai ha saputo il perché fosse successo tutto questo. Queste viole pallidute, chiolte su dal vascumo, mi va l'amor. Voi donate a me, Mariute, al mio ben caledugno. Voi donate a me, Mariute, al mio ben caledugno. Laida rosis in montagne, ai garofuica di me viva l'amor. Laida rosis in montagne, ai garofuica di me. Laida rosis in montagne, ai garofuica di me. Domandai ai miei di chiase, ca son lor parons di me, viva l'amor. Domandai ai miei di chiase, ca son lor parons di me. Domandai ai miei di chiase, ca son lor parons di me. La 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 la. A bella terra nera stamattina, una conoscenza fatta sopraffina, una conoscenza nella montanara, che tiene due begli occhi come un mare. Quegli occhi celestrini, la bella Antoniella, quegli occhi celestrini. Ma m'ha fatto innamorare.
Andando alla ricerca di queste nostre testimonianze, abbiamo avuto il grande piacere anche di trovare delle cose che non ci aspettavamo, come sempre succede. Accade sempre che si trovino delle testimonianze, si trovino dei personaggi di cui non c'era notizia prima e che comunque sono delle sorprese vere e proprie. Io pensavo che ormai, ad esempio, i folletti, gli sbilfs, fossero un po' tutti noti, tutti conosciuti. E invece ci è capitato di trovare, ad esempio, nella zona di Erto, la mia pronuncia però di ertano purtroppo lascia moltissimo a desiderare, quindi io ve lo dico così, il Matarual, che era questo folletto che aveva due cappelli, uno rosso e uno verde, e metteva, quando più gli piaceva, questo o quell'altro colore. Era molto molto dispettoso e poi aveva anche dei poteri non da poco. Questo però è comune un po' a quasi tutti i folletti, perché una delle capacità dei folletti era quello di avere delle impronte molto particolari, cioè dovunque fosse passato un folletto, se voi per sfortuna aveste messo il vostro piede su una delle loro impronte, così almeno racconta la tradizione, voi non sareste stati più in grado di ritrovare la strada, avreste perso proprio la cognizione della direzione, del dove stavate andando e del cosa stavate facendo. Ecco, anche il Matarual è uno di questi, per cui addirittura lui era un portasfortuna in questi casi, per cui se qualcuno avesse messo il piede su una sua impronta, ecco che la sfortuna l'avrebbe perseguitato per tutta la giornata. Oltretutto poi a lui piaceva molto fare dispetti, per cui molto spesso andava dagli animali che erano su al pascolo e li spingeva su o verso la cima oppure verso i dirupi e li portava proprio in luoghi molto pericolosi, tanto che i pastori poi ci dovevano mettere ore e ore, se non giornate, per recuperarli tutti. A volte faceva anche dispetti un po' meno pericolosi, che era quello di intrecciare i capelli. Molto spesso anche gli uomini portavano i capelli lunghi, e allora c'era questo carbonaio, ormai anziano, era l'unico anziano di questo gruppo che stava lavorando a Vaillant, e insieme agli altri è entrato nella casupola che li ospitava perché era sera ed erano veramente stanchi morti, e lui, avendo avuto questa esperienza da giovane, cominciò a raccontare agli altri dicendo che questo Matarual era particolarmente pericoloso e quindi bisognava sempre cercare di trattarlo bene o comunque di non parlare male di lui, perché sennò quando si offendeva faceva veramente dei danni proprio molto difficili da recuperare. E lui era lì che diceva queste cose, ma gli altri che erano giovani dicevano: ma dai, tu queste stupidaggini sono robe da vecchi, ma non è vero, non è possibile. Poi sappiamo bene che alla fine sono tutte storie che si raccontavano una volta, poi c'era la pellagra, mangiavate poco, ma dai, non uscire con queste stupidaggini. Chissà, questo folletto sarà il solito stupidino che si metteva un cappellino. Però il nostro Matarual era proprio lì quella sera. Era nascosto in un angolino, era un angolino buio per cui gli altri non potevano vederlo, e mentre questi continuavano ancora a parlare male di lui, a dire stupidaggini, lui si stava arrabbiando sempre di più, e dai, finché a un certo punto non li ha sopportati più, e improvvisamente dalla stufa sono cominciate ad uscire tutte le braci, tutto il fuoco, addirittura poi anche il fumo, è diventato, la casupola è diventata invivibile, sono scappati tutti fuori, e quando sono usciti hanno visto che la tragedia era molto più grande, perché la grande catasta che avevano fatto per preparare il carbone ormai era tutta distrutta, stava bruciando tutto, stava bruciando la legna, ma stavano bruciando anche i loro attrezzi, stava bruciando tutto. E a questo punto il vecchietto ha detto: avete visto? A dire stupidaggini cosa succede adesso? Ce la siamo proprio presa brutta e dovremo fare un sacco di lavoro per recuperare tutto. Il Matarual era lì sulla cima dell'albero che se la rideva, e da quel giorno sicuramente i carbonai non hanno più preso in giro questo folletto. Quando invece poi una sera eravamo su in quel della Val Resia,
abbiamo scoperto che loro avevano ancora un personaggio di cui non avevamo mai sentito parlare, che erano i Budecchici. Questi piccoli esserini, perché i Budecchici erano piccoli, si dicevano grandi come un bambino, ce l'hanno descritto, ma nessuno l'ha mai visto, però ce l'hanno descritti grandi come dei bambini. Ci dicevano che giravano nudi o quasi nudi ed erano quelli che rapivano i bambini di notte. Se i bambini stavano fuori di notte, ecco che i Budecchici li prendevano e li portavano nella loro grotta. E il signor Gigino ci ha raccontato che lui sapeva anche dov'era questa grotta, questo posto. Solo che ci ha detto non vi posso portare perché dopo il terremoto abbiamo fatto dei lavori e molti dei ruderi che avevamo qui in paese li abbiamo buttati in quel posto, abbiamo ricoperto il buco. Purtroppo queste sono le cose tristi che avvengono nella civiltà di oggi. E un'altra signora che era lì con noi ci disse che lungo la strada che dal paese in cui eravamo andava sempre lì nella vallata, proseguiva poi all'interno della vallata, c'era una bellissima pietra, ma enorme, un masso, che era diviso a metà, non si sa se dal fulmine o dalla caduta, comunque era lì bello, diviso a metà, e si diceva che passando in mezzo a questa pietra si potesse in qualche modo o guarire o avere qualche desiderio esaudito o comunque avere la possibilità di avere qualche momento fortunato. Però poi ci ha detto sì, però questo masso sorgeva proprio, io mi ricordo anche il punto esatto, ha detto, sulla strada che adesso porta al paese, e per fare la strada hanno fatto saltare il masso e quindi adesso non c'è più. E queste sono sempre le cose tristi della civiltà di oggi. Una cosa molto carina che abbiamo poi trovato invece in quel di Tramonti, era Tramonti di sotto, ci hanno detto che siccome i bambini, ovviamente si sa, quando c'è modo di mangiare anche i frutti del bosco, anche se sono ancora acerbi, vanno e comunque li tirano giù anche se poi non si riescono a mangiare. E quindi quando i bambini andavano a raccogliere le nocciole che ancora non erano mature, perché le nocciole maturano di solito verso la metà di settembre, allora si vede che loro già a fine agosto, primi di settembre andavano lì a prendere le nocciole. Ecco, a questo punto, se non erano ancora mature, dal nocciolo usciva il pacut, che era questo folletto del nocciolo, che prendeva il bambino per la mano, e quindi tutti i bambini avevano il terrore di andare a raccogliere le nocciole sull'albero e raccoglievano solo quelle per terra. E anche queste sono cose molto molto carine. Un'altra cosa che mi ha sempre colpito molto è nella Valdogna. Esisteva un altro folletto mai visto e sconosciuto no, mai visto e mai incontrato, ed era il comparitul. Questo comparitul viveva nelle travi e nelle imposte di legno. Allora, siccome i bambini stavano nella stalla come tutti alla sera, ascoltavano le storie, quindi avevano una paura, poi quando tornavano a letto una paura folle perché c'era buio, c'era solo la luce che forse filtrava, la luce della luna che filtrava dalle imposte, forse neanche quello. Ecco che mentre erano a letto sentivano cric e croc dalle travi di legno e dai pavimenti e dai soffitti e dalle imposte. E ovviamente i genitori dicevano, ecco, questo è il comparitul, se non stai buono e se non stai zitto e se non dormi, questo scende giù e comincia a farti dispetti. Allora tutti i bambini si addormentavano di corsa, perché il comparitul mai visto da nessuno era questo folletto che terrorizzava i bambini e li faceva dormire presto. Sono tutte cose molto, molto carine che ci raccontano di una certa magia di un tempo. Sempre lì a Tramonti poi abbiamo incontrato una delle nostre testimoni, adesso Armida, ecco la signora Armida, che ci ha raccontato un po' di quanto fosse difficile la vita ancora negli anni 50. Lei di anni ne aveva più di 80, quasi 90. Quanti? Boh, comunque tanti, più di 80. E questa Armida ci raccontava che nei primi anni 50 lei era rimasta incinta di suo figlio, e però in quei tempi ancora c'erano delle leggi non scritte molto difficili da seguire, o comunque se non fossero state seguite
la gente comunque richiamava le persone che non facevano queste cose, che non stavano attente un po' a seguire quelle che erano le leggi di quel tempo. Per cui, una cosa prima di tutto che ci ha colpito molto è che le donne ancora negli anni 50 erano considerate estremamente impure, per cui quando nasceva il bambino non potevano accompagnare il bambino al battesimo. Il bambino veniva battezzato subito, già nei primi 3 giorni, perché la mortalità infantile era ancora elevata e quindi bisognava battezzare subito. La donna però era ancora impura perché aveva appena partorito e quindi mentre il corteo saliva verso la chiesa lei doveva camminare un po' lontano, un po' distante dal corteo e non poteva entrare in chiesa, ma doveva aspettare al di fuori da una porticina, e il parroco, dopo aver battezzato il bambino, usciva dalla chiesa, andava a benedire la donna, che a questo punto poteva unirsi al corteo e raggiungere le altre persone. E lei ci raccontò che addirittura in quei tempi non si poteva neanche, dopo partorito, riprendere le solite attività e fare le cose, ma si dovevano aspettare dei giorni di carenza. Lei però dopo 3 giorni, visto che doveva comunque andare a vedere le cose nella stalla, era lì che metteva a posto, che regolava le bestie, stava dando da mangiare agli animali, quando è arrivata una sua vicina di casa, le ha detto: Orpo, Armida, sei già a lavorare dopo che hai appena partorito? Sì, fa lei, purtroppo gli animali devono mangiare e io devo dare da vedere di loro e devo seguirle un po'. Ma no, non si fanno queste cose, se ne va via arrabbiata. Armida ha cercato di in qualche modo di scusarsi, ma lei proprio non ha voluto sentire ragioni, se n'è andata. E quando Armida è tornata a casa, è andata a prendere il bambino, visto che piangeva, lo teneva in braccio, lo cullava, ma il bambino non si attaccava al seno, non poppava il latte e continuava a piangere, non poteva neanche appoggiarlo o metterlo giù, perché addirittura piangeva ancora di più e non riusciva a staccarsi da questo bambino a fare le cose, il bambino non mangiava e quindi era una situazione molto molto difficile. Tutta la notte così, la mattina successiva, mentre è lì ancora seduta sulla porta di casa che cerca di calmare questo bambino, passa una sua vicina e le dice: Orpo, Armida, cosa succede? Perché sei qui col bambino? Lei gli racconta un po' tutte le cose, tutto quello che era successo, e la donna fa: è successo anche a me, le dice la vicina. Dammi una camiciola, una camicetta del tuo bambino. Io sto andando a messa e ci vediamo dopo quando torno. Armida le dà questa camiciola del bambino. Quando torna dalla messa la signora glielo restituisce e glielo fa indossare. Non succede niente fino all'ora del pomeriggio, intorno alle 5 circa, in cui il giorno prima la sua vicina di casa le aveva detto che queste cose non erano da fare. Alle 5 in punto il bambino ha cominciato a poppare, si è calmato e si è messo lì tranquillo e tutto è andato nel modo giusto, e quindi da quel giorno Armida ci ha confidato che secondo lei aveva pensato che le fosse stato dato il malocchio e che comunque la sua vicina di casa l'avesse aiutata. Sono quelle cose carine che comunque fanno un po' riflettere su quello che era il mondo magico anche di un tempo. Tant'è vero che sempre lei, ma anche poi altre sue amiche, ci hanno raccontato che quando nella stalla c'era un animale che non stava bene, che quindi era una disgrazia grandissima per le famiglie, qualsiasi cosa succedesse agli animali era un grave problema. Ecco che se un animale si vedeva che stava male o magari cominciava a non mangiare, si chiamava il prete, e il prete entrava nella stalla da solo, questo ce l'hanno detto molto chiaramente, nessuno poteva entrare con lui, faceva quello che doveva fare, ci hanno detto le nostre testimoni, e dopodiché molte volte la mucca poi guariva, stava bene, altre invece no, ma questo è messo sempre in conto, e quindi era una cosa interessante anche questa, che comunque la nostra gente avesse questa visione, non dico di destino, ma comunque di cose che succedono, che accadono, che possono anche portare disgrazia. Però il più delle volte, se qualcuno voleva fare del male, ecco che l'animale si rimetteva subito invece a suo agio, tornava subito bello pimpante, era guarito, e quindi questo stava a significare che era stato messo il malocchio, dato il malocchio agli animali.
E non abbiamo trovato invece né a Tramonti e neppure nelle zone della Val Resia, forse in Val Resia un po' sì, ma solo accennato, il discorso del MAC di San Juan, che adesso si fa in tutti i paesi. In Friuli nei prossimi giorni sono tantissimi i luoghi in cui si fa il MAC di San Juan, in cui si fa anche la barca di San Giovanni, la stessa barca che poi si rifà anche per San Pietro, perché molti lo fanno o il 23 notte o il 29, quindi San Pietro e San Giovanni. Questi sono i due momenti molto particolari dell'anno. Io adesso vorrei concludere con una storia un po' così simpatica, in modo che così finiamo con una risata, lasciando a loro l'onere e secondo me il piacere anche mio oltre che vostro di ascoltarli per le ultime canzoni con cui finiremo questa serata. E la nostra storia, anche questa viene dalla Bassa, ed è di due giovani ormai già avanti un po' con gli anni, perché avevano cominciato fin da ragazzini ad andare a rubare negli orti e nei giardini, ma poi si erano specializzati e quindi andando avanti con gli anni continuavano ancora ad andare a rubare. E quindi un giorno, un pomeriggio, era ormai metà di settembre, avevano raccolto tre grossi sacchi pieni di mele. Allora, non sapendo bene come dividerseli, uno dice all'altro: va bene, facciamo una cosa, andiamo in cimitero, tanto pomeriggio in cimitero non c'è nessuno, ci mettiamo nell'angolo lì vicino al muro dove sicuramente non viene nessuno a disturbarci e ce le dividiamo con calma. Ci fa l'altro, andiamo. Allora via di corsa in cimitero, prima salta uno, poi l'altro da fuori gli passa prima un sacco, poi un altro, poi sale su, tira su il terzo sacco e mentre lo tira su due belle mele gli cadono giù nel prato, ma quello che dentro dice: senti, vieni dentro, intanto dividiamoci queste, poi quelle due le prendiamo quando usciamo. Allora si mettono lì nell'angolo e cominciano una a me e una a te, una a me e una, perché quello era il loro grado di matematica, una a me, una a te, una a me, una a te, ed erano proprio nell'angolo del cimitero, quindi la loro voce rimbombava anche molto, perché diventava E mentre era lì che andavano avanti una a me, una a te, una a me, una a te, il sole intanto cala, ormai arriva il tramonto e a un certo punto, fischiettando in bicicletta, arriva il sacrestano a chiudere la porta del cimitero. Appoggia la bicicletta al muro del cimitero e quando è lì sente improvvisamente due voci cavernose da dentro: una a me, una a te, una a me e una a te. Il suo primo pensiero: questo sono il Signore e il demonio che si dividono le anime del cimitero. Figurarsi, terrorizzato, inforca di nuovo la bicicletta e si fionda subito in canonica. Arriva dal parroco che stava leggendo il messale, lì era lì con gli occhialetti bassi che stava leggendo. A un certo punto vede quest'uomo che gli arriva davanti, arriva lì, il nostro povero sacrestano era anche un po' balbuziente. Allora arriva lì e signor, è lì che comincia, cerca di parlargli, ma non ci riesce perché è tutto emozionato, è tutto preso, tutto rosso. E il parroco lo guarda, comincia a cercare di capire quello che sta succedendo, ci vuole una buona mezz'oretta e ancora non se ne esce. E anche il parroco comincia un po' a infervorarsi, pensa a una disgrazia, a qualche cosa di molto grave che sia successo. Finché a un certo punto gli viene l'illuminazione e gli dice: senti Tony, se non riesci a dirmelo, cantamelo. E lui comincia: tal sì, mitieri, e sono il sì, il sì, il sì, il dedè, che si dividi. E dopo avanti ancora per mezz'ora, finalmente il parroco comincia a farsi un'idea. Il parroco che è una persona assennata, seria, ma ovviamente preso dall'emozione anche lui, prima cosa che fa, prende la stola, prende l'acqua santa e via che in bicicletta anche lui con il sacrestano si fionda in cimitero. Arrivano là davanti e quando sono vicini al muro sentono tutti e due: una a me e una a te, una a me, queste voci cavernose da dentro. A questo punto il parroco comincia a benedire, comincia Salmo 90, tutte le cose contro il demonio, contro le cose più terribili. Un attimo di silenzio, poi da dentro una delle voci fa: e che sdosla di fur? Una a me e una a te, gli fa quell'altro.
Ovviamente il sacrestano e il parroco, che non sapeva chi dei due sarebbe andato col Signore o col demonio, si sono fiondati in chiesa e sono ancora lì che pregano perché non sanno da chi dei due stanno andando. Sì.